manifestazione. Saluto dell'Associazione Culturale Fondazione Sardinia, che onore il Presidente. Un saluto a tutti gli intervenuti e un ringraziamento alle eminenti personalità culturali e politiche che hanno accettato il nostro invito ad essere relatori in questa occasione. Nessuno di loro, mi pare, ha bisogno di presentazione. Il Presidente Mario Milis è stato per tanti anni protagonista della vita politica culturale sarda, il magnifico dottore Pasquale Mistretta, professionista accademico notissimo, l'assessore alla cultura del Comune di Cagliari, Gianni Filippini, giornalista e critico letterario, lo scrittore e antropologo culturale Marchisio Bandino, vicepresidente della Fondazione Sardinia. L'occasione è la presentazione del libro Cultura e culture, storie e problemi della Sardegna negli scritti giornalistici di Giovanni Lillio, ordinati per argomenti e centri di interesse dall'archeologo Alberto Moravetti, per l'editore Carlo Delfino, qui presente con il curatore, Paul Sassi, due eleganti volumi in cofanetto prefatti da Mauro Brigaglia, con un'affettuosa, ma non per questo meno rigorosa introduzione. Lillio, dice Brigaglia, è come se ci fosse sempre stato. E con la sua opera scientifica ha fornito il mito fondante a questo popolo, il popolo dei Sardi, al quale Brigaglia concede infine la maiuscola come omaggio personale al professor Lillio. Del libro parleranno quindi i valenti relatori. A me, proprio come presidente dell'Associazione Fondazione Sardinia, corre però l'obbligo di esprimere il nostro orgoglio per aver avuto il privilegio di organizzare questa serata, che sarà per noi, e spero anche per il professor Lillio, memorabile. A questa manifestazione ha dato il suo alto patrocinio il Presidente della Regione, onorevole Federico Palomba, che sarà con noi fra non molto. Questa non è una semplice presentazione di un libro, per gli argomenti che tratta, ma soprattutto per l'autore. Un libro del professor Lillio, credo che su questo siamo tutti d'accordo, è un avvenimento per se stesso. E non è nemmeno il caso di elencare la sua ricchissima biografia scientifica e di divulgazione. Ma questi due bei volumi che il professor Moravetti ha ordinato per l'editore del film sono qualcosa di più, almeno per noi alla Fondazione Sardinia. Il nostro scopo è quello di mettere in evidenza tutte le soggettività politiche e culturali della Sardegna, e l'opera del professor Lillio in questo ci ha aiutato e ci aiuta moltissimo. Il professor Giovanni Lillio, fin dall'inizio dell'attività della nostra associazione, ci è stato vicino, partecipando alle nostre manifestazioni, intervenendo, consigliandoci e soprattutto dandoci un avallo che ci ha commosso e inorgoglito. Gli chiedemmo perciò di diventare socio onorario della nostra fondazione. Ed egli accettò di buon grado. Forse abbiamo anche abusato della sua generosità. Gli abbiamo chiesto aiuto e collaborazione, e non solo a Cagliari, ma in varie parti della Sardegna, innumerevoli volte, trovando sempre la sua fattiva disponibilità. Infine gli chiedemmo di presiedere il Comitato per Salire della Sardegna, e questa manifestazione si inserisce nel quadro della manifestazione per Salire della Sardegna. E abbiamo sempre trovato la sua più ampia disponibilità. Ritengo che la vera malattia endemica della Sardegna non sia stata tanto la malaria quanto la incapacità della Sardegna stessa a raccontarsi, a palesarsi agli altri compiutamente. Basta paragonare la letteratura siciliana con quella sarda. Nonostante ciò che dice Dante, quando della pluralità dei sardi, parlando della Sardegna, quando parla della Sardegna, ancora oggi non sappiamo raccontarci. Forse questo è il retaggio di una civiltà, una tradizione orale che non ha lasciato scrittura, ma soltanto pietre, grandi pietre. La nostra isola, come osserva Lillio, è una delle regioni al mondo a più alta concentrazione di costruzioni megalittiche. Lillio, da questa grande dimestichezza con le grandi pietre,
ha tratto la capacità di farle parlare in Sardegna e in tutto il bacino del Mediterraneo, in tutto il mondo. Le ha fatte parlare con il linguaggio della scienza, ma anche con quello della divulgazione, per i sardi e per gli altri. Ai sardi però ha parlato non soltanto alla mente, ma anche al cuore. Lui, archeologo, parla di pietre, ma il cuore capisce, anche perché da quelle pietre si sentono gli echi degli scopi delle lamentas. Sì, Lelio ha fatto parlare le pietre, ha fatto dire del loro passato, ma ha fatto talvolta spiegare loro anche le radici del nostro presente e perfino ha fatto ad esse preannunciare un futuro possibile. Un'isola possibile, canta in una delle sue belle canzoni di Piero Marras. In uno degli articoli raccolti del volume, Lelio ricorda il piccolo bettilo ritrovato davanti al santuario di San Pietro in Golgo, sui monti tra l'Oni e il mare. Un piccolo idolo conficcato nel terreno davanti allo spiazzo che porta le cumbessias del santuario. Qualsiasi altro paese del mondo quella pietra ultramillenaria sarebbe stata protetta, indicata al turista. Forse si sarebbe dovuto pagare per vederla. In Sardegna ancora lì dove fu trovata e mi dicevano i pellegrini che vanno al santuario la usano per salire a cavallo. Non è un riuso improprio, come è avvenuto per tante altre pietre nuragiche, come ben ci ha spiegato il Dio. Forse c'è la credenza che porti bene e così la gente convive con la sua storia. Non sembri irriverente il paragone, ma Lelio per intere generazioni di sardi è stato un po' come quel bettino, ci ha concesso di salire a cavallo della nostra storia. Grazie. Da oltre 40 anni, e soprattutto in chiave giornalistica, io mi sforzo di affrontare la conoscenza della storia e dei problemi della Sardegna. Le storie e problemi della Sardegna negli scritti giornalistici di Giovanni Liliu è il felice sottotitolo di Cultura e Culture. Mi sembra davvero la sintesi migliore di un lungo dialogo tra Liliu e i lettori dell'Unione Sarda. Ebbene, questa mia esperienza professionale, questo mio impegno al vertice del quotidiano della Sardegna ha avuto anche gli stimoli e il supporto di un'assidua collaborazione del professor Liliu, una collaborazione ovviamente sollecitata per assicurare al giornale una firma prestigiosa e autorevole, per assicurare ai lettori scritti sempre caratterizzati da robusta sostanza e da forma agile e coinvolgente. Una collaborazione, devo dire, che Giovanni Liliu ha sempre generosamente concesso, soprattutto in certi periodi. Gli scritti raccolti da 2 volumi sono circa 200. Ecco la mia punta d'orgoglio, sono circa 150 gli articoli riproposti da Cultura e Culture che l'Unione Sarda ha pubblicato negli anni di mia più diretta responsabilità. Giovanni Liliu si è sforzato di essere, con tutte le sue straordinarie energie intellettuali, il disegnatore della migliore possibile rotta da seguire in quegli anni e ovviamente non soltanto in quegli anni. Ecco allora che una ventina di articoli sono datati 1981 e una ventina rispettivamente 1982 e 1983 e molti sono anche gli articoli che Liliu ha firmato sull'Unione Sarda nei 3 anni successivi e che sono riproposti in questi volumi. Credo che a nessuno, e tantomeno a Giovanni Liliu, farebbe piacere che qui si intessessero lotti senza alcuna riserva. Sono comunque anche queste riconducibili in qualche modo, diretto o indiretto, alla lezione alta dello stesso Liliu, maestro anche nel sostenere l'importanza, democraticamente vitale, del confronto tra opinioni, della nobiltà civile del dialogo. In ogni caso i temi affrontati da Liliu conservano un'attualità davvero eccezionale. Io credo che il segreto stia nella coerenza di chi li ha scritti, nella coerenza del professor Liliu. Basti pensare alla costante ricerca, all'analisi puntuale, alle riflessioni sulla identità dei sardi, scritto con la S maiuscola, a sottolineare anche graficamente il nostro diritto dovere all'orgoglio dell'appartenenza. Orgoglio legittimo
saputo distinguere fra saggistica per addetti ai lavori e il giornalismo. In quest'ultimo ha sempre visto un mezzo per comunicare con tutti, un mezzo che impone o dovrebbe imporre, poiché purtroppo non tutti sono Giovanni Lillio, dovrebbe imporre di coniugare sostanza e forma in modo da far correre i messaggi in ogni direzione, senza ghetti o tori lavori. Storia e preistoria negli scritti giornalistici di Lillio, ma con una costante, occhio attento all'attualità, anzi all'attualità e al futuro, in un gioco sempre emozionante di richiami e rimandi, di riferimenti e di stimoli. Giovanni Lillio affida la sua lezione qui, in questo articolo, a una serie di stimoli forti, tutti giocati, se così si può dire, in questa convinta sintesi del suo pensiero di studioso, di ricercatore, di intellettuale. Noi siamo anche quello che siamo stati e lo saremo sempre. Siamo come ostriche attaccate da millenni alla roccia, e la roccia è qualcosa di noi stessi. Se non ci fosse non ci saremmo noi. Dunque conoscere, proteggere, difendere e mettere a frutto la memoria del passato significa vivere. Così, denuncia Lillio, non è certo vivere se i rurali diventano pattumieri, se si ostacola chi studia cultura materiale, se l'archeologia ufficiale è costretta per risorse umane e finanziarie del tutto inadeguate ad amare riflessioni sui moderni rapinatori di antichità, se i monumenti vengono affidati al progressivo degrado magari per la conflittualità paralizzante per diverse e disperse competenze, se la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale è qualcosa da dilapidare piuttosto che da scoprire, valorizzare, conoscere, proporre e quindi amare. Vorrei concludere parafrasando lo stesso Lillio e dire che anche questi due volumi di scritti giornalisti valgono come preziosi, inattaccabili documenti del debito culturale che tutti abbiamo maturato, un debito per il grande contributo che Giovanni Lillio ha portato alla scienza, alla società, per il contributo generoso, costante e coerente al progresso della Sardegna, un contributo che è servito anche a recare conoscenza, base, stimolo e utopia